Senza titolo. Mark Rothko, 1951-1955, olio su tela, 189 x 101 cm. Tate Gallery, Londra. Ampi rettangoli di colore intenso fluttuano sulla tela. Le forme indistinte delle masse di colore sembrano vibrare in una magica, nebbiosa atmosfera. La luminosità eterea che pervade il dipinto dissolve le tensioni di forme e i contrasti di tono in un intimo bagliore. Contenute ma intensamente evocative, le opere di Rothko sembrano nascondere qualche bruciante verità, come fossero l'incarnarsi di una lunga e profonda meditazione. Nato in Russia, Rothko si trasferì in America con i genitori nel 1913. In gran parte autodidatta, prediligeva i lavori di grandi dimensioni. Cercava di immergere l'osservatore in un'esperienza totale del colore e diceva di dipingere grandi tele per creare una situazione di intimità. Le ampie dimensioni di un dipinto trascinano chi guarda dentro l'opera. Fu una delle principali figure dell'espressionismo astratto e le sue tele informali incarnano lo spirito del movimento, una risposta ai misteri inaccessibili della psiche umana. Per l'ascolto e la visione di questo video vi ringraziamo e ricordiamo a chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al canale Il Cappello di Irma, che è gratuito, per ricevere le notifiche, se fa piacere, dei prossimi video che pubblicherò. Inoltre, sempre perché è gratuito, vi invito a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.